Lepo pozdravljeni in si skupaj. Buonasera a tutti. Buonasera a tutte e a tutti voi. A nome dello staff del libro delle 18.03 e del presidente Paolo Polli, porto il più caloroso saluto ai nostri oggi relatori, Giorgia Polli, che sarà l'intervistatrice, e Angelo Floramo, che tutti conosciamo e che siamo molto contenti, orgogliosi di averlo fra noi con la sua storia sentimentale dei Balcani, ma anche proprio per questa sua presenza così forte nella nostra regione, anche fuori dalla nostra regione, che come dicevo prima, secondo me sta seminando tanti semi di pace, di giustizia e di verità che germogliano e che fanno veramente crescere culturalmente il nostro territorio. Poi avremo anche la possibilità di ascoltare un po' di musica che ci accompagnerà in questa ampia riflessione. E nell'introduzione soltanto io voglio ringraziare tutti coloro che ci aiutano a realizzare questi programmi. Quest'anno, come vedete alle mie spalle, il cartellone è particolarmente nutrito, diciamo che ogni anno è particolarmente nutrito, ogni stagione, però effettivamente se vediamo la scorsa dei nomi e direi soprattutto dei temi, vediamo quanto è inserito il percorso del libro delle 18.03 nell'evento credo più importante per tutto il nostro territorio, quello che stiamo tutti preparando e che Nova Gorizia con Gorizia, capitale europea della cultura, e l'incontro di questa sera si inserisce proprio a pieno e totale titolo dentro questa dimensione. Ci sono diversi comuni che appoggiano esplicitamente la nostra iniziativa, Gorizia, Mossa, Sagrado, Romans di Isonzo, Gradisca di Isonzo, il giornale Il Piccolo, la Basilica di Aquileia, sempre avuto una particolare attenzione per questa dimensione, ovviamente la UBIC, Codeli, poi per anche la possibilità di assaggiare dei prodotti che ci possono permettere non solo di ascoltare ma anche di vivere il territorio attraverso il vino, che è una delle espressioni più importanti del lavoro dell'uomo all'interno della nostra regione, e la Fondazione Roberto Visentin e tante altre realtà che sono talmente tante che non possiamo elencare tutte, ma sappiamo quanta gratitudine c'è in ognuno di noi per il fatto che è grazie a loro che possiamo riuscire a realizzare questa bellissima rassegna. Un grazie anche particolare a Nevio Costanzo che ogni volta ci permette di registrare completamente questi nostri incontri, in modo che li si possa rivedere a casa per coloro che sono qui presenti, ma anche che si possa vederli là dove qualcuno non ha potuto essere presente. Questa sera abbiamo un pubblico numerosissimo e credo che questo sia un segnale fortissimo dell'interesse per l'argomento, ma anche dell'interesse e della simpatia e dell'amicizia, oserei dire, che tutti sentiamo e proviamo per Angelo Floramo. Concludo chiedendo al presidente del Kulturni Dom di Gorizia, Igor Comel, di portarci anche lui un suo doveroso saluto. Buonasera a tutti quanti, e quindi incontriamo také prijatelja kot je Angelo Floramo, čutim tudi dolžnost, da ga pozdravim v kulturnem domu, a ne samo njega, tudi Aljošo in Đulja. Mislim, danes je pravzaprav tako srečanje med prijatelji. Mislim, da 18.03, ko sem temu tej inicijativi, mislim, da je to bistvena važnost, je ravno to srečanje med prijatelji, ki vsi vi prisotite v ta krog srečanj, ki imajo eno posebnost v celotni naši goriški stvarnosti. Ecco, credo che quando viene Angelo Floramo al Kulturni Dom ormai è un uomo di casa, ecco, credo che anche un nostro amico come Giulia e anche Aljoša. C'è un fatto che mi preme sottolineare.
il 10 ottobre di 6 anni fa, nel 18, è la prima volta che siamo incontrati con Angelo Flora. E da quel giorno quante iniziative ne abbiamo fatte insieme. Questa volta, quando c'era la proposta di Paolo Poli dove presentarlo, ho detto è doveroso che deve venire a Kultura, sarei tega. Grazie, hvala, da si prisotto. Grazie a tutti quanti. Mi hanno richiesto una canzone goriziana, una Goriško, in to bom naredil eno najstarejših, kar sem jih dobil. Farò una di forse la più antica che ho scovato nelle mie ricerche e ho pubblicato nella mia raccolta di canzoni popolari. Precleta Goriška gospoda, maledetta signoria goriziana. Questa è dell'epoca ancora quando c'erano le serve, no? Non le badanti, ma le serve. Precleta Goriška gospoda, per ogni sera slovo, enga samega sinčka sem imela, pa še tistega vzeli snega. Zakaj bi ne vzeli enga drugega, oj mojega zaljubljenega? Oj, z Bogom primorska dežela, če se ne vidimo več. Enga samega sinčka sem imela, pa še tistega vzeli snega. Bravo. Buonasera a tutti. Come avete visto abbiamo voluto iniziare questa sera con la musica. Io volevo ringraziare tutti i presenti per essere accorsi così numerosi questa sera. Veramente una sala piena e oltre, quindi insomma vi ringrazio. Ringrazio sicuramente, naturalmente, anche appunto chi ci ospita questa sera, che insomma il Culturni Dom ormai un luogo abituale, insomma, in cui ospitiamo gli incontri del libro delle 18.03. Ringrazio il suo presidente Igor Komel, che è anche un protagonista, mi permetto di dire, del libro di Angelo, quindi insomma quindi grazie anche a Igor e un grande benvenuto chiaramente ad Angelo, all'autore di questa sera, che non ha bisogno sicuramente di presentazioni, ad Alyosha Saxida, che non si è presentato, però lo presentiamo noi, che ci seguirà in questo viaggio e quindi insomma ci accompagnerà con la sua musica. E che dire, allora, niente, a presentare Angelo Floramo si corre il rischio, di essere forse ripetitivi e forse o ancora peggio banali, insomma, perché come dicevo non ha sicuramente bisogno di presentazioni. È scrittore e studioso, insomma, fra i più noti della nostra regione, e non solamente, perché lo conoscono, insomma, anche oltre i nostri confini. Recentemente vincitore del premio Nonino Resit Daur nel 2024. Non si risparmia, e uso questo termine non a caso, nel vagabondare, perché lui lo usa molto, insomma, e quindi insomma a lui piace definirsi un po' vagabondo, quindi gira un po' dappertutto a presentare i suoi libri e a sviluppare tematiche attuali di queste nostre terre, di queste nostre dinamiche storiche e sociali, insomma, così complesse e in continuo mutamento. Per quanto mi riguarda io lo ricordo prima di tutto come affascinante divulgatore culturale, quindi capace sicuramente di calamitare le persone in una sala, in un teatro, in un museo. E il mio primo ricordo di Angelo è risalente a diversi anni fa, almeno 10 anni fa, in un posto magico come l'antica biblioteca guarneriana di San Daniele del Friuli, una delle più antiche d'Italia, di cui Angelo oggi è collaboratore esterno per i servizi relativi alla sezione antica. In quell'occasione ci incantò
raccontandoci della Bibbia bizantina del XII secolo, commentando le glosse dell'Inferno dantesco, raccontandoci di Giambattista da Cingoli, il copista più famoso del XV secolo. Quindi io ricordo questa esperienza unica in questo contesto incredibile della biblioteca guarneriana, e questo è stato il primo approccio, il primo incontro che ho avuto con Angelo. Chiaramente le presentazioni di un autore sono sempre un po' un rito, alcune cose di lui le dobbiamo dire, insomma, le diciamo con piacere, quindi insomma alcune note biografiche. Angelo Flora è nato a Udine, viva Borg, sperò in Longobardo sul fiume Tagliamento, dove ha fatto Tana, si può dire. Dottore in storia con una tesi in filologia latina medievale, insegna materie letterarie al Magrino Marchetti di Gemona e dice spesso che insegnare è il lavoro più bello del mondo per lui. Confermo. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli specialistici aventi per oggetto il Medioevo. Ha esordito nella narrativa con Balkan Circus nel 2013, cui hanno fatto seguito, e qui perdonatemi se dimentico qualcosa, Guarneriana Segreta del 2015, L'Osteria di Passi Perduti del 2017 e La Veglia di Liuba del 2018, come Papaveri Rossi nel 2021 e Vino e Libertà 2023, fino ad arrivare ad oggi con questa sua breve storia sentimentale dei Balcani. Io devo dire che la prima cosa che ho pensato quando ho finito di leggere questo libro è stata: ma da dove si parte? Dove si comincia a presentare un libro così? Perché veramente, cioè, davanti ad una simile ricchezza, ad un compendio così raffinato di storie, di cultura, di esperienze, davanti a tutto questo distillato così ricco, così nebriante di odori, di sapori, cioè, si rimane quasi disorientati, no? E quindi ci sono davvero infiniti spunti che danno luogo a un sacco, ad innumerevoli suggestioni. Quindi mi sono chiesta: da dove partire? Io so di poter contare chiaramente sull'eloquio sempre generoso di Angelo, però mi sono detta: da dove partiamo? Partiamo proprio dai Balcani a questo punto, no? Quindi, allora, tu scrivi che i Balcani sono una condizione dello spirito più che una geografia, è una mappa interiore, viscerale e profonda, che ha preso ad assomigliarmi in qualche modo. I Balcani incarnano quindi il tuo modo di essere, riflesso di un'appartenenza profonda, legata alla tua storia familiare, ma che sembra quasi avere radici antiche, antichissime, tanto che ci parli di mito fondativo della tua balcanitudine, che è un'espressione che tu usi spesso. Qui fai riferimento all'Istria profonda come origine dei Balcani, l'Istria di terra, e scrivi: l'Istria di terra che sa di latte di capra appena munto, di erba falciata da poco, che ha il gusto del prosciutto tagliato grosso sulla punta del coltello. Ci parli di questo tuo legame ancestrale quasi con i Balcani e con l'Istria in particolare, e quanto questo ha a che fare con la tua storia familiare, con la storia di tuo padre Luciano, figlio di un ferroviere siciliano, spedito in confino, ormai la storia la conosciamo, ma insomma, spedito in confino in un piccolo paese del Carso sloveno, tra l'altro questo paese sfetto, di cui ti piace molto parlare, che è a te molto caro e a cui dedichi l'epilogo anche proprio di questo libro. Quanto ha a che fare con la tua storia familiare, questo legame? Hvala lepa, grazie infinite a tutte e a tutti di essere presenti qui stasera. Ti sei dimenticata una cosa: io sono molto famoso anche al di là dei confini presso i rosticceri e i pasticceri, quindi quando mi avvicino alle vetrine dei loro negozi sanno che hanno fatto giornata, quindi credo che quello sia la nota di merito più alta di tutte le mie erranze, e non è uno scherzo ovviamente, quindi non dirò tanto per scherzare. I Balcani sono sempre stati presentati come la camera oscura dell'Europa. Apriamo un libro di storia, quelli che utilizziamo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, vengono sempre rappresentati così. Però a me viene da pensare che nelle camere oscure si sviluppano le fotografie, e molto spesso le fotografie sono scatti che competono con la nostra memoria, con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni più profonde. Dove possono cominciare i Balcani o dove possono finire non è possibile stabilirlo, non sono semplicemente una mappa geografica sulla quale si traccia un confine. Hai ragione nel dire, per me l'Istria e poi quella parte slovena legata a questo piccolissimo paesino che si chiama Speto sono il grembo in cui è un po' nata tutta questa fascinazione. Ero a Speto 2 giorni fa
assieme a Danilo De Marco, che è un fotografo interessante, curioso di tante cose. Eravamo lì perché lui voleva cercare nel cimitero di Sfeto una tomba del Tigre. Sapete che ovviamente è quella sigla molto importante per la quale si combatté durante la Seconda Guerra Mondiale per liberare Trst, Listra, Gorizia, ovviamente, Rijeka, Fiume, per liberarla da questo giogo insopportabile che è stata la dittatura fascista e che continua ad esserlo, perdonatemi, non sarò politicamente corretto, non lo sono mai stato, continua ad esserlo soprattutto lungo i bordi di quello che continuano ad essere i Balcani, e cioè la camera oscura dell'Europa, vigilando la fortezza Europa da questi poveri disperati che attraversano ancora adesso i Balcani nella ricerca di quello che poi la nostra Costituzione va sancendo, cioè il diritto per ciascuna donna e ciascun uomo del mondo di appellarsi ai diritti sanciti dalla Costituzione italiana. Quindi la mentalità, no, fascista di allontanare, di chiudere, di respingere, di dividere i buoni dai cattivi, i privilegiati dai non privilegiati, diventa quasi una specie di bordo di questo mondo che invece da sempre ha rappresentato l'opposto, e cioè il meticciato, la sovrapposizione tra le culture, tra gli accenti, tra il riconoscimento reciproco, il fatto che esistono tante tribù del mondo e in realtà sono la stessa tribù che è l'umanità e che ha il diritto di abitare in questa unica terra che è il globo, di fatto, senza necessariamente conoscere confini e barriere. Perché l'Istria? Perché Sfeto, l'hai detto tu, a Sfeto è nato e cresciuto mio padre, l'ho riconosciuto l'altro giorno proprio in quel cimiterino lì, dove sono andato raccontando all'amico dalle lapidi le storie, perché nella memoria di mio padre, dietro ciascuna di quelle lapidi lì, c'è una storia. La piccola Anizza, morta nel 1939, era della stessa età di mio papà, quindi vuol dire che aveva 8 anni, morta di tetano. La vecchia Yolanda, presso la quale andavo a mangiare il pane appena sfornato quando ero piccolino, capace di accogliere con un cuore generoso, con mani straordinarie chiunque bussasse alla sua porta. Non la memoria, perché lì non c'è, del vecchio prete Don Cos, che quando arrivarono i nazifascisti dopo l'8 settembre del 1943 a deportare buona parte della popolazione maschile, perché si diceva fosse collusa con i partigiani, alla domanda, così alla rassicurazione dell'ufficiale tedesco: padre, ovviamente lei è escluso, io sono bavarese, quindi sono cattolico, lei non fa parte del convoglio, lui ebbe il coraggio di rispondere: ma a me hanno insegnato che dovrete andare come pecore tra i lupi, e se il pastore non segue il suo gregge, che pastore è? Quindi lasci che io vada davanti agli altri perché non smarriscano la strada. Sono parole che diventano miliari, sono profonde. Io riconosco in questo la molteplicità di questa straordinaria regione del mondo che mi appartiene, diventa Sgania, diventa Teheran, diventa sale, pane, diventa muretti a secco, olio, terra, memoria, sangue, disperazione, nello stesso tempo anche bellezza e capacità di incontrarsi. Qualche mese fa, prima che facessero l'esame di Stato, ho accompagnato le mie ragazze e i miei ragazzi a fare proprio un giretto lì sui bordi, e a Rojnadolina noi siamo passati senza problemi, avevamo la carta d'identità, eravamo cittadini e cittadine della Repubblica Italiana, ma lungo il muro della caserma della polizia di frontiera c'era una lunga fila di ragazzi che probabilmente avevano gli stessi anni delle mie ragazze e dei miei ragazzi. Avevano le scarpe sfasciate, erano visibilmente provati e stanchi, venivano dall'altrove, cioè dall'altro, no? Da tutto ciò che è lontano da noi. E una ragazza del mio gruppo mi ha fatto notare che è così crudele il fatto che ancora oggi l'umanità su queste linee, che sono diventate linee di confine ma non erano linee di confine, debba essere divisa tra coloro che hanno il diritto di passare perché hanno una carta buona in mano
e altri che invece sono lì, che devono essere riconosciuti. Ecco, se i Balcani ci hanno insegnato qualcosa in questi millenni, perché sono passati millenni, è che la ricchezza è data dalla sedimentazione, dalla mescolanza delle lingue, degli ideali, anche dei nomi stessi di Dio, dietro i quali probabilmente si nasconde un'unica luce, la stessa. Ma noi siamo così sciocchi, così stupidi da non riconoscerla e da sposare soltanto una rifrazione in nome di quella rifrazione, il giallo, il verde, il rosso, fare guerre nel nome di quel Dio e magari anche uccidere nel nome di quel Dio, dimenticandoci che invece probabilmente è quello spirito di luce che sta dietro il tutto e che compete tutti i Balcani, dalla Bulgaria alla Macedonia, passando per la Bosnia, arrivando fino al Carso. La dimensione è una dimensione di luce profonda, e la luce è ciò che ci aiuta a comprenderci meglio, a riflettere e a rifletterci, non gli uni negli altri. Impasta un po' tutto questo, mettici su un po' di spezie, di malinconia e di bellezza, e hai un po' il profilo di questa terra senza la quale io non sarei quello che sono e non saprei neanche chi sono, sostanzialmente. Il patto tra di noi è che Alyosha si fa in qualche maniera ispirare da quello che diciamo e poi suona. Questo vuol dire essere un grande maestro. Allora facciamo, mi collego al discorso dei migranti subito. Facciamo questa simpatica canzone che è, scusate, non perfetto. Per la musica va benissimo, per i testi sono un po'... Solo voi con mi pena, sola mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Monfalcón. Me dicen clandestino para no llevar papel. A una ciudad del norte me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida prohibida, dice la autoridad. Africano, clandestino, siriano, clandestino, afgano, clandestino, Palestina, ilegal, siriano, clandestino, africano, clandestino, afgano, clandestino, Palestina, ilegal. Bravo. Grazie davvero ad Alyosha, perché insomma l'abbiamo chiamato un po' di improvvisare, mi sembra che ci sia venuta piuttosto bene, quindi lo ringrazio. Niente, tu parlavi di Camera Oscura prima, no? Poi hai dato un'altra lettura, la Camera Oscura serve anche a sviluppare la fotografia, però effettivamente spesso, come dicevi, i Balcani assumono una connotazione negativa, no? Nell'immaginario collettivo, nel linguaggio comune. Ci sono spesso termini anche come balcanizzazione, come polveriera balcanica. Nel tuo libro parli molto delle guerre che hanno interessato a più riprese quest'area e le racconti attraverso gli occhi dei tuoi personaggi, attraverso gli occhi di Drago, sangue misto resiano e istriano, di stanza con un reparto degli alpini in Kosovo, attraverso lo sguardo di Amir, 16 anni, profugo fuggito da Bihać,
Non sa una parola di italiano, ma i suoi occhi si muovono rapidi, veloci, svegli, pronti a cogliere qualsiasi cosa si muova nel lampo di un istante. Una parte molto toccante del tuo viaggio la dedichi a ciò che successe nell'enclave di Srebrenica, dove migliaia di uomini furono trucidati dai paramilitari serbi e moltissime donne, come la protagonista del tuo racconto, Fatma, protagonista appunto di questa tua tragedia in 3 atti, furono picchiate, violentate, seviziate dai macellai agli ordini del generale Mladic, no? Fatma ci lancia un messaggio fortissimo dalle pagine di questo libro, ci dà una lezione che è un messaggio di speranza e un tentativo disperato di riconciliazione tra le diverse anime di questo conflitto, e ci fa capire che non ci sono né vincitori né vinti, perché hanno perso tutti. Sappiamo bene quale sia l'incertezza e quali siano le turbolenze che ancora oggi attraversano queste terre. Dal magma ribollente che corre sotto la superficie al confine tra Serbia e Kosovo, alle pulsioni mai sopite del nazionalismo, e tu questo fai riferimento più volte all'interno del tuo libro, no? Che ancora quindi avvelena queste terre e che in alcuni casi stenta perfino a riconoscere il genocidio di Srebrenica in alcune sue manifestazioni, alla corazione di una classe dirigente che non riesce a nascondere la sua avversione verso la manifestazione del libero pensiero in tutte le sue molteplici forme ed espressioni. Eppure per secoli, come dicevi prima, e come testimoni anche dalle pagine di questo libro, attraverso molteplici esempi, i Balcani hanno rappresentato una terra di inclusione, di mescolanza, no? Come ami dire, di convivenza quindi pacifica tra popoli, etnie, religioni. Nel tuo vagabondare, nel tuo errare, dalla tua osservazione di questi luoghi, riesci a vedere o intravedere un futuro di convivenza pacifica in queste terre, e pensi che eventualmente il processo di integrazione europea possa avere un ruolo nel creare le condizioni per un processo di sviluppo positivo in quest'area così tormentata? La domanda è importante, densa, ci vorrebbe quasi un seminario per riuscire a rispondere. Cerco di rispondere con degli esempi concreti. Tu citavi prima la figura di questo Amir, che è un ragazzino che nel 93 mi capita in classe, io insegnavo a Tarvisio all'epoca, e arriva proprio da Bihać. Bihać è la zona in cui ancora oggi coloro che arrivano lungo la rotta balcanica vengono bloccati perché non siamo distanti dal confine croato, ed essendo la Croazia diventata il cane mastino del nostro privilegio, vengono tenuti in uno stato di sospensione. Spesso è gente che appunto non ha più niente, non ha niente, neanche la pelle che possa ricoprire le ossa, ma vengono tenuti lì, no? Lontano dai nostri occhi, in modo tale che il cuore non possa piangere, è una cosa vergognosa. Amir nel 93 arrivava da lì ed entra in classe, una classe terza, a Tarvisio, senza sapere una sola parola di italiano. All'epoca non c'erano incentivi per gli insegnanti, l'insegnante rimane nel pomeriggio e la scuola gli paga le ore in più. Era volontaria la cosa, ma come fai a fare lezione con un ragazzino che non sa una sola parola di italiano? Quindi rimasi, e lui mi fece capire, sì, ma io come ti posso pagare? No, ragazzo mio, cioè, è il mio mestiere, non c'è bisogno che no. Mia mamma mi ha insegnato che se uno ti dà qualche cosa, tu in qualche maniera devi restituire. Non aveva niente. Sembrava uscito da un libro dell'Olocausto. E poi ci pensa un po' e fa, vabbè, tu mi insegni l'italiano e io ti insegno le declinazioni in bosniaco. Provemo. La differenza tra me e lui è che lui era un ottimo studente, io no. Quindi lui è diventato uno straordinario parlante la lingua italiana. Alla fine dell'anno era il ragazzo più bravo della mia classe. A volte succedono queste cose, no? Perché aveva la voglia. E alla fine di quell'anno, e spero che l'apologo possa aiutarci a capire perché si può notare che c'è speranza in quel mondo. Quando io da professore noioso ho proposto, stavo per dire imposto, perché i professori impongono sempre, non propongono mai, i compiti da fare durante le vacanze, la classe si è ribellata.
appellandosi chi alla Convenzione di Ginevra, perché giustamente è così, è questo, no? Chi inneggiando la rivoluzione. Lui si alza, chiede la parola, si alza in piedi e racconta questa storia e dice: c'erano i cecchini a Bihać che ci sparavano addosso e io ho pensato che culo, domani non vado a scuola. È risucchiato nello spazio-tempo, è la stessa cosa che ho pensato io a 9 anni, nel 1976, quando la notte del 6 maggio è arrivato il terremoto. Mi hanno detto la scuola è caduta e io ho detto che culo, domani non si va a scuola, perché esiste, no? Questa alterità nella testa dei bambini. Io ero un ragazzino di 16 anni. Invece si sveglia e la mamma l'indomani gli fa trovare sul tavolo della cucina il burek, che gli preparava ogni giorno come merenda per andare a scuola. Voi tutti sapete che il burek è, lo ripeto spesso, la terza prova dell'esistenza di Dio in tutte le sue teologiche declinazioni. È uno, è trino, è sirnica, no? È krompirizza, è pita, è tutto quello che volete. E lui guarda la madre e dice: ma madre, ma ci sono i cecchini? E la madre gli risponde: sì figlio, ma se tu oggi non vai a scuola, hanno ragione loro, hanno vinto loro. E lui si mette il burek in saccoccia e comincia a correre e va a scuola. Alla fine di questo racconto la classe si mette a battere le mani, applaudono tutti, perché è la lezione più bella che possano aver ricevuto in tutta la loro carriera di studenti. La conoscenza, la cultura, la voglia di imparare, di essere curiosi, di diventare persone migliori. È l'unica soluzione contro i cecchini di tutti i tipi, chiaramente, di tutti i colori, di tutti i fanatismi. In quel mondo lì c'è una volontà di riscatto che è straordinaria. Passa prevalentemente attraverso le donne, che io mi ostino a ripetere che sono la parte migliore del mondo, perché hanno l'intelletto d'amore di cui parlava Dante, perché sono capaci di leggere dentro le cose con amore, mettendoci anche l'intelletto e non soltanto il cuore. Quelle donne lì, oggi, nella conca di Srebrenica, sono delle resistenti straordinarie, hanno una dignità e una forza per cui tu le vai a trovare e ti rendi conto che in quei villaggi a distanza di così tanti anni sono rimaste solo donne, e sono rimaste solo donne perché gli uomini dai 16 ai 65 anni li hanno portati nel bosco, come dicono loro, con le mani legate dietro la schiena con i cavi del telefono, e dal bosco non sono tornati più. E loro dicono che devono rimanere lì perché sia mai che uno di loro torni, e se non le trova. E a me questa cosa fa pensare a quella vecchietta di Buia che io ho conosciuto, che ogni giorno della sua vita, fino a che non è morta, prendeva la corriera da Buia a Gemona per andare in stazione a Gemona, perché non sia mai che suo figlio tornasse dalla Russia e non trovasse sua madre ad accoglierlo. E finché non è morta, lei ogni giorno prendeva quella corriera e poi ovviamente tornava a casa senza nessuno, ma doveva rendere testimonianza che lei era lì a resistere, ad aspettare suo figlio. E quelle donne lì a Srebrenica aspettano chi il figlio, chi il fratello, chi il padre, chi lo zio, e sono solo donne. La cosa meravigliosa è che loro ti dicono: ma non siamo mica solo bosniache, non siamo mica solo bosniache musulmane, ci sono anche le serbe ortodosse, ci sono anche le erzegovesi cattoliche, e noi abbiamo capito che eravamo tutte solo donne. E quando dicono solo donne, lo dicono non solo donne, ma solo donne, che è la cosa fondamentale. E che le ferite che avevano fatto a me erano esattamente le stesse che avevano fatto a tutte le altre. Anche le altre, quelle che ci avevano sempre detto di percepire come le altre, avevano sofferto come noi, avevano perso figli, mariti, compagni, fratelli, erano state battute, violentate, brutalizzate, picchiate, proprio come noi. E allora che differenza c'era? Nessuna. E allora siamo qua tutte insieme a dimostrare che resistere, che credere nella pace è possibile, che è più potente credere nella pace piuttosto che non sperare di vincere la guerra. Facile vincere la guerra, basta avere le armi più forti, il nemico più potente. È per vincere la pace che devi avere un coraggio incredibilmente grande, talmente grande da pensare che non esistono nemici, se non quelli che ti vogliono ingannare. E allora quella resistenza lì è una resistenza che continua ed è splendida. Quando porti i ragazzi a visitare quel mondo,
li porti perché possano avere la percezione non che la guerra crea delle ferite che sono non rimarginabili, ma perché esiste sempre la possibilità di venirne fuori. Quello che mi rende ottimista sono loro, con quegli occhi, quella capacità di accoglierti nelle loro case. Non vai negli alberghi quando porti i ragazzi, perché gli alberghi li hanno tirati su quelli che fanno i soldi con la guerra, sono nelle mani di chi si è sporcato con la guerra. Cerchi di portarli nelle piccole realtà. Inizialmente chiedevi quanto ti devo perché mi hai ospitato assieme ai miei studenti una notte a casa, e la risposta generalmente era: ma perché mi vuoi offendere? Sei mio ospite, cosa fa? Gli ospiti mica chiedono quanto devi. Ho preso l'abitudine di nascondere il giusto sotto il cuscino, perché sennò non lo accetterebbero. Ma è giusto, no? Perché tu usufruisci di un servizio. Quello che invece mi rende infinitamente più pessimista siamo noi, nella risoluzione di quelle crisi. Perché mantenere ancora oggi i Balcani balcanizzati, come generalmente diciamo noi, torna tutto a nostro vantaggio, ed è la vergogna delle vergogne. Perché dal 91 in poi le banche hanno fatto affari incredibili in tutta l'area della ex Jugoslavia, hanno comprato quasi tutto. C'è una multinazionale che in Bosnia ha comprato perfino l'acqua, le fonti d'acqua, in una terra che è impoverita, non dal punto di vista della dignità, ma dal punto di vista dell'economia, è impoverita a tal punto che è costretta a vendersi perfino l'acqua. C'è qualcuno che ha avuto la sfacciataggine di comprargliela e che adesso la rivende con l'etichetta della multinazionale, che per intenderci è la stessa della cioccolata. Per cui un bosniaco oggi per bere la sua acqua la deve pagare a questa multinazionale, che non è parte delle tribù ancestrali e guerrafondaie dei Balcani come leggiamo, no? Ma loro sono abituati, si ammazzano da secoli. Che discorso è? È un discorso per coprire la nostra codardia da una parte, e peggio ancora il nostro interesse, che è un interesse sicario, è un interesse assassino, che è davvero inconcepibile. L'Italia ripudia la guerra, lo sentiamo, no? Ripetuto dalla Costituzione, che è il nostro punto di riferimento, ma siamo i più grandi esportatori di armi. In quegli anni lì ci siamo inventati creatività italiana, italiani brava gente, delle bombe giocattolo, cioè delle bombe che avevano la figura, la forma, la foggia di un giocattolino, studiate appositamente per i bambini, cioè studiate perché le prendessero in mano i bambini, soldatini, macchinette, bamboline. Ma visto che siamo buoni, non erano progettate per uccidere, erano progettate per esplodere in mano, per trasformare le mani in moncherini, per accecare, per tagliare le gambe, in modo tale che poi quella popolazione lì si indebitasse con chi le bombe le aveva vendute per le spese mediche e per le spese sanitarie. È una bestemmia contro ogni Dio e soprattutto contro la dignità degli esseri umani. E poi abbiamo anche la sfacciataggine di dire che quello è un mondo che per secoli si è combattuto e si combattono e si combatteranno sempre, perché comunque vivono ancora in situazioni tribali, quando in realtà la tribù peggiore siamo noi, perché è quella che non si insanguina mai durante la guerra, che non fa morire i propri figli durante la guerra, fa soltanto gli affari, non si sporca le mani, sicuramente diventa lorda, no, nel profondo del cuore attraverso le guerre fatte combattere con gli altri. E allora, se posso, io punto sulle donne che sono capaci di risolvere il problema, e ogni volta che ne ho l'occasione chiedo: andate alla Coop Nord-Est, comprate le marmellatine Malina e Mira, che sono buonissime, danno da vivere a 500 famiglie quelle marmellatine lì, della cooperativa Insieme, chiamata Insieme perché se l'avessero chiamata Zajedno, che vuol dire insieme, non gliel'avrebbero fatta passare i burocrati, perché è inconcepibile che si possa vivere insieme. All'epoca l'italiano lì non si conosceva, per cui Insieme hanno messo il timbro e loro, le donne, li hanno fregati tutti meravigliosamente. A proposito di Balcani,
e di multinazionali, guarda caso. Farò una canzone, una delle poche che ha avuto 4 vite, è stata scritta nella prima guerra mondiale proprio come risposta all'attacco dell'Austria-Ungheria alla Serbia. Nella seconda guerra mondiale è stata adottata dai partigiani. Negli anni 90 purtroppo è stata uno degli inni dei gruppi paramilitari serbi quando attaccavano i bosniaci. E ultimamente invece è stata adottata dai movimenti in Serbia, proprio che sono dati il titolo della canzone come nome del movimento, contro la miniera di litio, della famosa multinazionale Rio, diciamo stare, contro appunto il presidente attuale di destra e, ricordiamolo, anche ex ultra. E questa canzone si collega anche al tuo spettacolo che hai fatto, bellissimo spettacolo che hai fatto quest'estate, no? La marcia sulla Drina. Bravo. Yes. Allora, abbiamo parlato molto di guerra, no? Come dicevi, Fatma, no? Dalle pagine del tuo libro ci dice, no? Sì, gli uomini fanno la guerra, è facile fare la guerra se hai le armi più forti, no? Più potenti, ma noi donne dobbiamo fare la pace, no? E a proposito di pace, in questo tuo vagabondare arrivi anche a Gorizia, e a Gorizia è associata la parola pace. Suona strano, perché non ci siamo più abituati, come dicevi tu, no? In questo brutto mondo sopraffatto dai conflitti. Ma averla qui a casa nostra è un bene preziosissimo, una benedizione. La pace si respira, si assapora nel cibo di una nota trattoria goriziana, anche tu ami, e che è capace di condensare assieme i sapori della Mitteleuropa, del Mediterraneo, della penisola balcanica giù fino al Mar Nero. La pace si riconosce, come scrivi, nella sua mescolanza, in tutto ciò che è ibrido, colorato, composito. La pace ha un buon profumo. E poi incontro un uomo di pace, come tu lo definisci, che è il nostro ospite di questa sera, Igor, che ci ospita oggi, e sua moglie, Bogomila. E qui comincia un altro viaggio, che attraverso le pagine di un antico manoscritto ci porta in terra bulgara, dove nacque l'eresia Bogomila, appunto, per poi arrivare in Bosnia. Vuoi raccontarci il tuo rapporto con Gorizia? Se c'è qualcosa che ti lega in particolare a questa città e se c'è qualcosa in particolare che ti piace raccontare e se vuoi ricordare anche questa tua personale epifania. Sì. Beh, insomma, sicuramente, ma credo che non commettiamo nessuno sproposito nel dire che
l'osteria è quella di Turri, ed è sicuramente un grande tempio che mi hanno fatto conoscere Andrea, Bella Vita appunto, e Igor, ed è vero, no? La pace può passare attraverso il piatto, perché i gusti non hanno confini, e anzi tanto più sono mescolati, tanto più sono buoni come le persone, e quello è un luogo in cui spesso, no, finite le fatiche degli incontri, che non sono mai fatiche in verità, si riesce ad inumidire la gola in modo tale da poter cantare con il cuore. Mio nonno diceva così: per poter cantare col cuore la gola deve essere umida, e per essere umida deve essere umida nella maniera giusta. E Gorizia vuol dire tantissimo. Viene sempre da pensare, no? Come i nazionalismi abbiano sempre cercato di colpire le città come Gorizia, che non hanno una sola identità, ma ne hanno tante. Gorizia almeno 4, no? La presenza di una comunità ebraica, oltretutto così importante, rimasta a Rosna Dolina, il maestro Benadai, che ha giocato insomma, no? Con questo. E gli stati nazionali odiano le città come Gorizia, le detestano, proprio perché sono delle intersezioni di 1000 mondi, e cercano tutti di aggiustare tanta complessità, che è meravigliosa, la complessità è bella. Tanto che nel 1916 i poveri soldatini che partivano dalla pancia dell'Italia ebbero a cantare, no? Quel terribile Gorizia, tu sei maledetta per ogni uomo che porta coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti non fu, perché si chiedeva che qui venissero a morire, in nome di che cosa? Di una bandiera? Di quale ideale? Prendersi una città per trasformarla in una città italiana, quando una città del genere non poteva essere solo una città italiana, perché da sempre era una città fatta di tante lingue, di tanti accenti, di tanti incontri. Ma il nazionalista, che di per sé stesso ha pochi strumenti intellettuali, ha bisogno di semplificazioni, e quindi molto più facilmente mette le etichette, ha bisogno di mettere le etichette, oltre che di tirare delle linee che poi vengono chiamate confini, che dividono, che separano, che sono sempre stupide, che sono sempre cieche, che sono sempre respingenti. Invece la Gorizia, che io amo, è questa, il luogo nel quale ci troviamo adesso è l'emblema di una Gorizia capace di parlare tante lingue. Il Kulturnidom, nella sua stagione culturale, teatrale, io credo sia davvero l'unico luogo in tutta la regione in cui chiede che sul palco salgano friulani, salgano sloveni, ci siano gruppi che arrivano dall'Italia, che arrivano dalla Serbia, dalla Bosnia, dal mondo, ed è davvero il paradigma più bello che una città con le sue tante anime possa restituire, sia capace sicuramente di restituire. Quando ero piccolino e con mio padre si andava a Sveto, si passava sempre per Merla, per Miren. Era il modo più bello per arrivare a Sveto, non dalla parte di Amiano e nemmeno dalla parte di Aurigina, la parte più interessante è proprio quella che segue tutto l'altopiano carsico, partendo proprio dalla periferia di Gorizia, entrare nella Bet Ahachim, la casa dei viventi, come la chiamano gli ebrei, guardare quelle lapidi che sono rivolte verso Gerusalemme. Oggi diventa quasi un monito che fa venire i brividi. Cioè quelle lapidi lì, in cui, sotto le quali riposano ebrei goriziani, ma non solo ebrei goriziani, erano ebrei che venivano dal mondo Sephardim, venivano da Cracovia, venivano da Lublino, da Varsavia, da Praga, una sola grande koinè culturale, perché era quella dell'impero austro-ungarico. Quelle lapidi lì guardano a Gerusalemme e secondo me dicono a Gerusalemme: oh, cosa stai facendo? Ma in nome di chi? In nome di che cosa? Chi ha subito un genocidio non ha il diritto di perpetuarne un altro. È la sconfitta più grande. Chi ha subito un genocidio dovrebbe essere capace di capire l'altro, di non infierire sull'altro. Quelle lapidi lì dicono basta, utilizzando quella parola mir, che è pace, no? che è internazionale. E Via Rastello, insomma, cioè tutto quello che in qualche maniera ha a che vedere con la meraviglia
del cortocircuito che una città come Gorizia è capace di darti. E poi sai, studi, vai a vedere che nel gruppo vicino alla vecchia osteria di Primaxu, frequentata da un ragazzino che si chiamava Mirko, si riunivano negli anni 30 ragazzi che avevano 15, 16, 18 anni e che credevano che la loro lingua, che era lo sloveno, fosse una lingua che aveva pari dignità. E perché non potevano parlarla? Perché non potevano più esprimersi nella lingua delle loro madri, che è la lingua talmente bella che tu utilizzi anche per pregare Dio, che, come ebbe a dire un papa eretico che durò 33 giorni, probabilmente è più madre che padre, Dio. E quel ragazzino lì che aveva 16 anni viene ammazzato a colpi di botte dai fascisti goriziani, a colpi di botte, aveva 16 anni, Mirko. E che colpa aveva? Semplicemente quella di aver pensato, assieme ai suoi sodali, che la rivoluzione più grande, prima di diventare quella della granata e del fucile, è quella del cuore, è quella che ti permette di dire no con la lingua di tua madre. E se tu mi togli la lingua di mia madre, vuol dire che sei tu che non sei più umano, sei tu che hai perso l'umanità. Io ti combatto per quello, perché ho bisogno di affermare l'identità dei morti, che sono gli unici ad essere i padroni della terra, i morti, in quel piccolo cimiterino lì. Mia nonna mi diceva sempre, no? La terra non è mica del padrone, il padrone è imbrogliato, l'ha comprata, ma non è sua. La terra, se appartiene a qualcuno, è soltanto dei morti che stanno sotto. E i morti sono la nostra memoria. E se noi tradiamo i morti, e li tradiamo ogni volta che facciamo guerra per prendere un pezzo di terra, non tradiamo soltanto loro, ma tutte le generazioni che verranno, che ci malediranno, che ci costringeranno ad essere, anche se non ci saremo più, vergognosi per quello che abbiamo fatto. Quando canti Gorizia, tu sei maledetta, pensi anche a Gaza, pensi anche a quell'immagine spaventosa. L'ho fatta vedere ai miei ragazzi qualche mese fa, le ragazze e i ragazzi che hanno fatto l'esame di Stato. C'è una madre che corre con un bambino insanguinato in braccio su di un cumulo di macerie. Compitino per casa, sappimi dire se è una mamma di Gaza oppure se è una mamma israeliana. Sappamelo dire. Scrivino sotto, questa mamma qui è una mamma di Gaza oppure è una mamma israeliana. E quale delle due avrebbe maggiore diritto a non dover correre su di un cumulo di macerie con un figlio insanguinato in braccio? Non l'abbiamo capita adesso. Non l'abbiamo capita nel Donbass, nel Lugansk, in tutte le altre migliaia di guerre che non sentiamo, perché sono guerre sulle quali non si fanno tanti affari. Gli sueris dei puars a fase manco schias dagli sueris dei sios, diceva mio nonno. Le guerre dei poveri hanno meno risonanza delle guerre dei ricchi, non entrano neanche sulle colonne del giornale, quello che succede in Myanmar, quello che succede nel Tigray, che cosa ne sappiamo? Eppure ci sono. Gorizia è il paradigma. Gorizia potrebbe essere la città candidata non a Gorizia, Nuova Gorizia 2025, che rischia di diventare un affaruccio di retrobottega. Lo è già. Gorizia dovrebbe essere candidata come città della pace, come città che potrebbe essere il premio Nobel per la pace, potrebbe esserlo, perché abbiamo detto di essere poco politicamente corretti, perché è una città che continua a credere nella possibilità di dialogo, pur avendo un sindaco che ogni anno chiama i bravi ragazzi della 10ª massa. Ma Gorizia continua a credere nel dialogo, continua a credere che è inaccettabile portare una fascia tricolore e dire che erano sacrosanti difensori della patria, quelli che hanno bruciato i villaggi, violentato le donne, picchiato i bambini, fatto morire i preti, in nome di che cosa? Gorizia, città candidata al premio Nobel per la pace, perché resiste, malgrado tutto, perché ha saputo vivere su 1000 confini non perdendo mai l'anima, anzi scoprendo il valore della frontiera oltre il confine, che qui è sempre stato poroso. Igor l'ha sempre ripetuto, la cosa a cortina di ferro, se avevamo parenti di là, se si passava di là tranquillamente, e non era andare di là per noi, era uguale a essere di qua. E in effetti è sempre stato un confine straordinariamente poroso questo, confine, una frontiera straordinaria, meravigliosa, bellissima, con tutte le difficoltà create da una parte e dall'altra, perché uguali e contrari, Belgrado se volete e Roma, ma il resto è la gente che lo gioca, la storia siamo noi, diceva De Gregori, no? Che scriviamo le lettere, che ci innamoriamo, che cadiamo. Gorizia, città della pace.
magari, no? Fosse vero. Io darei la parola alla musica, nel senso che su questo ci eravamo messi d'accordo che un pezzo su Gorizia ce l'avresti fatto. Ancora uno. Ecco, perfetto. Questa è anche una canzone popolare slovena. La dedichiamo al nostro sindaco, allora, che è il cognome sloveno, no? E che ho letto l'altro giorno che si è firmato in un libro dove dicono che i sloveni sono arrivati qua l'altro ieri, no? Mentre... Spiega bene, perché sono cose che vanno spiegate con una certa dottrina, cioè... in un libro ovviamente edito dalla destra, dove si afferma che appunto gli sloveni o gli slavi sono venuti ultimamente giù, mentre ovviamente gli storici già latini del V secolo e anche i rimanimenti archeologici che si fanno sull'Isonzo appunto dimostrano che noi slavi siamo arrivati qua già nel V-VI secolo, e quindi dedichiamo questa canzone al vostro simpatico sindaco. Io per fortuna sono di Vinna Bresina, è una canzone slovena popolare che poi è stata anche adottata dai partigiani, che ci hanno messo dentro anche Gorizia. Quindi. Grazie. Janes krajski Janes, Janes krajski Janes, Janes krajski Janes, kam odhajaš danes? Grem u partizane, grem u partizane, grem u partizane, med junake zbrane. Trst Gorica reka, Trst Gorica reka, Trst Gorica reka, sloboda nas čeka. Trst reka Gorica, Trst reka Gorica, Trst reka Gorica, naša je pravica. Bravo. Allora, io ti farei ancora una domanda, poi magari passiamo anche la parola a qualcuno del pubblico se ha qualche domanda per te, perché sono certa che molti tra di voi avranno letto il libro di Angelo, quindi insomma avranno sicuramente delle curiosità. Ricordi e racconti in maniera molto vivida e lucida il 4 maggio dell'80, il giorno in cui morì Tito. Avevi circa 14 anni, se non sbaglio, quando Sono del successe. 66, sì. E quando papà Luciano, strappandoti dal tuo compito di latino, ti carica in macchina assieme a tua madre e alle tue sorelle alla Volta di Lubiana per partecipare appunto a questo lutto collettivo. A Lubiana non ci siete mai arrivati, a Lubiana, non avete potuto arrivarci, ma siete comunque riusciti a valicare quella frontiera, ad arrivare dove in quel momento si stava facendo la storia. Uso questa espressione perché l'ha usata tuo padre, perché viene usata ed abusata effettivamente anche al giorno d'oggi, forse anche a sproposito. Bisognava essere testimoni, no? Dal tuo racconto emerge con chiarezza come ci fosse più di una sensazione, più di un segnale chiaro che un'epoca era finita quel giorno, che tutto sarebbe cambiato, dall'oste che vi ospitò quel giorno, agli avventori stessi, ai calciatori che vedevate in TV che stavano giocando la partita, se non sbaglio Hajduk Spal, Stella Rossa, no? Tutto si è fermato in quel momento, tutto si è congelato, e anche tuo padre in quel momento sembrò realizzare
che quel mondo che lui aveva conosciuto non ci sarebbe più stato, no? Tu però a un certo punto dice: ho una brutta sensazione, è come se questa sarà l'ultima volta che un serbo abbraccerà un croato da fratello, un presagio, ma forse no, forse era tutto già scritto. Come la ricordi? Ma la ricordo con grande incoscienza, ovviamente. Ero in prima superiore nel 1980, laggiù c'era qualcuno che stava nella classe vicino e condividevamo gli stessi insegnanti, probabilmente le stesse versioni di latino. All'epoca, io ricordo, erano le ultime lettere a Lucilio e avrei voluto che Lucilio morisse perché non dovesse rispondere, perlomeno. Non ne potevo più. Arriva la notizia che Tito è morto, e mio padre, perché aveva sempre queste intemperanze pazze, in questo si era profondamente balcanico, va da mia madre e fa: ciao, demo dell'Ade corsa, demo al funerale di Tito, no? Mia mamma sbianca e fa: ma sei matto? La mamma friulana: ma sei tu matto? Cioè, no, demo al funerale, portengo i putei, i picci da vedere, il funerale di Tito è una roba importante della storia, no? Figuratevi se era possibile andare a vedere il funerale di Tito, che tra l'altro era morto a Lubiana. Sì, ma lui voleva andare a vedere la camera ardente, l'avrebbero fatto passare, no? Vedere uno che viene da San Daniele del Friuli con la 8,50 scassata, che passa, se passa al confine quando muore Tito, per andare a vedere la camera ardente di Tito, perché i pizzi da vedere, non da sapere cosa è la storia. Partiamo, figuratevi, già passare il confine in quel caso lì è stato complicato, no? Perché controlli, sotto controlli, perché devi passare, c'era un fermento incredibile. Mia madre che a un certo punto dice: oh signor, dove finiranno i bambini? Mi sta dicendo: dove finiranno i bambini? In locanda, in Gostina, no? Finiranno. Il fatto è che ci bloccano perché era impensabile entrare a Lubiana e su consiglio del poliziotto ci indicano tra l'altro una Gostina che io non ho dimenticato per anni. All'epoca non ero così sensibile alla Lubianska, ero molto più sensibile a occhi intriganti, a labbra gentili e a fianchi ben disegnati. E la nipote del gestore dell'Agostina era così. E siamo finiti là ed è stato davvero molto interessante, perché a parte il fatto che la televisione ha cominciato a sparare tutte le delegazioni che arrivavano, ve lo ricorderete quelli che hanno, no? Memoria di quel fatto, tutte le delegazioni della all'epoca era Jugoslavia, che si preparavano con danze, con il colo, con la musica e con i canti e con i discanti, una cosa veramente interessante, cioè era una cosa che ti catalizzava. Tanto catalizzava mio padre quanto catalizzava mia madre, io no, perché cercavo di intrattenere relazioni internazionali, ovviamente, senza speranza. Però ecco, ricordo che mio padre ebbe a dire proprio questa frase: non è il funerale di Tito, è il funerale della Jugoslavia. Aveva ragione, perché quel mondo lì, no? Bratstvo e unio, la fratellanza e l'unità erano destinati a finire, erano destinati a spegnersi. A Mostar, tanti anni dopo, un vecchio partigiano mi disse: ma pensa tu, con Tito abbiamo combattuto, io bosniaco e Josko serbo. Josko mi ha salvato la vita tante volte, io l'ho salvata a lui. Ci siamo presi le pallottole degli Ustaša, ci siamo presi le pallottole dei cetnici, dei fascisti, dei nazisti. Ci siamo ubriacati insieme perché ci siamo salvati la vita reciprocamente con la stessa rakia dentro la stessa krčma. E poi cosa è successo? Cioè, che cosa è successo? Perché alla fine gli Josko hanno cominciato a sparare contro di noi e noi contro di loro? Com'è stato possibile che quella fratellanza e unità ad un certo momento si sono dissolte così, come se non fossimo mai stati popoli fratelli? Ma ci abbiamo creduto, no? Dicevano, ci abbiamo creduto. È stato un sogno che è stato possibile, ma è stato possibile dal 45 all'80, sicuramente è stato possibile.
Adesso, insomma, la Jugoslavia è stato un modello anche coraggioso politicamente, la famosa terza via, ma chi aveva un coraggio di dire no all'Unione Sovietica e nello stesso tempo no agli Stati Uniti d'America? È stata una cosa grandiosa, assieme agli altri reietti o apparentemente reietti del mondo, che poi abbiamo imparato a toglierci il cappello e a chiamare gli stati non allineati, quelli che avevano una dignità. E io ricordo i ragazzi della ex Jugoslavia che venivano da tutte le parti della ex Jugoslavia e venivano sulla riviera dove noi italiani ricchi andavamo a passare le vacanze, a Parenzo oppure a Opatija o ancora più giù a Zadar, a Zara, ed erano ragazzi che avevano la mia età, ma durante le vacanze andavano a lavorare per prendersi un po' di denaro, facevano i camerieri, facevano le cameriere e ti sapevano parlare di tutto, di filosofia, e ti dicevano: con il nostro passaporto andiamo dove vogliamo in Europa, non abbiamo problemi. E crediamo davvero in quei valori lì, nei quali, scusatemi, ma io continuo a credere che sono i valori del socialismo, e cioè il fatto che quello che è di tutti è di tutti, e che la redenzione dei popoli non passa attraverso il valore del mercato, ma passa attraverso la condivisione. Io vengo da una civiltà contadina, mio nonno viene da quel mondo lì, friulano. In friulano, strumento di lavoro, e ci sono sicuramente friulanofoni qui stasera, si dice imprest, ma sono gli impresti, che vuol dire che è una cosa che non è mia, la prendo solo quando mi serve e quando ho finito di usarla la rimetto lì a disposizione degli altri, perché il lavoro è qualcosa che non nobilita l'uomo, ma lo rende libero, e quindi io non posso essere il padrone degli strumenti di produzione. Ma questo esisteva da sempre, no? Questa comunanza di intenti esisteva da sempre. Poi chiaramente Goliotto, ma saremmo scemi se diciamo che non è esistita, no? Saremmo stupidi, anche falsi dal punto di vista della nostra libertà intellettuale. Ma a prescindere da questo esisteva un sogno, e quel sogno è durato fino a che qualcuno non ha fatto esplodere l'elemento del nazionalismo. Ed è stata la tragedia, ed è stata la fine praticamente di tutto. Abbiamo visto come è finito, no? Che non è solo Srebrenica, attenzione, è anche quello che i croati hanno fatto ai serbi nelle Krajine, a Knin, le lunghe teorie di serbi costretti ad andarsene con le case bruciate perché non sia mai che gli venga l'intenzione di tornare un giorno, è meglio che le trovino bruciate. E quindi è una storia complicata, no? È una storia difficile. La chiudo facendovi sorridere, l'ho raccontato nella veglia di Ljubama. Quando a Sveto mio padre era ragazzino, arriva a casa, torna a casa vestito da Balilla. Mio nonno era socialista, aveva perso il lavoro nel 25 e per quello era finito poi su. Mio padre entra, arrivava da scuola, entra con la divisa da Balilla e saluta mio nonno con il saluto e gli dice: no, salute al duce e a sua maestà e alla maestà del re. Mio nonno si piega, aveva solo un bastone e gli ha fracassato la schiena. Mio padre se l'ha ricordato sempre. 1945, dopo qualche settimana, mio padre entra a casa vestito da avanguardista con il fazzoletto rosso e saluta mio nonno con il pugno chiuso e gli fa: Živio Tito, smrt fascismo, svoboda narodu. Mio nonno si china, riprende il bastone e gli ha rifratta la schiena, no? Perché diceva: ho già sentito, dice di nuovo, era anarcoide, socialista anarcoide, no? Mio papà è diventato democristiano, penso per questo, in una difficoltà di concepire o di capire le cose ha scelto, diciamo così, il centro-sinistra, e poi anche lì le ha prese, nel senso che ha scelto la corrente sbagliata, quella progressista. Ma insomma, funerale di Tito, funerale della Jugoslavia, forse sì, probabilmente sì, la storia non ha mai per fortuna l'ultima parola ce l'abbiamo noi, e io spero che la possiamo ancora esprimere, come stasera, magari con la musica, buon vino e capacità di pensiero dentro la testa. Grazie. Allora, mi dicono dalla regia
abbiamo spazio ancora per un intermezzo musicale, quindi chiudiamo con Alyosha, con la sua musica, e poi andremo insomma a riprendere un po' il filo di quelli che sono gli appuntamenti del libro del 1803. Grazie ad Angelo, mi sono messo avuti di farlo dopo. Ci ha lietato in questa oretta, insomma, in cui spero abbiate potuto passare bene appunto con noi in nostra compagnia. Grazie ad Alyosha per la sua musica, la sua capacità di improvvisazione sempre provvidenziale. Io passo a questo punto la parola ad Andrea della Vite per riprendere un po' il filo degli appuntamenti che ci saranno da qui fino alla fine della rassegna. Grazie. Con Angelo ci conosciamo credo da almeno 20 anni, quando si andava per i boschi con mia sorella a spiegare ai bambini dove si trovavano le fate, le vile e le crivapete. Quindi so benissimo, più di ogni altro, che ognuno di noi qua dentro questa sera avrebbe qualche domanda da portare e qualche interrogativo o qualche chiacchierata da portare avanti. Però siccome siamo democratici e non lo possono fare tutti, abbiamo pensato che sia meglio che non lo faccia nessuno, ci portiamo a casa tutta questa ricchezza che comunque si è riversata già dentro di noi. Mi spetta solo il compito di dire le prossime puntate. Bellissima l'uscita di questo sabato 5 ottobre 9.03 di mattina a Mideria Chiozza a Perteole e il parco di Villa Chiozza a Scodovacca. Sono due luoghi importantissimi, magici. La prima appena ristrutturata, o almeno iniziata in una ristrutturazione straordinaria, l'altro un parco mirabile che ha a che fare anche con la grande storia della scienza e della cultura europea. Giovedì 10 ottobre, poi ci sono alcuni appuntamenti uno dietro l'altro. 10 ottobre Mirt Komel qui al Kulturni Dom presenterà il suo libro scritto in sloveno ma tradotto in italiano con il titolo Il Tiglio spezzato, indagine sulla sponda dell'Isonzo, in dialogo con l'editore e scrittore Michele Obit, che è anche colui che ha tradotto il testo. Un bellissimo giallo che vi assicuro è avvincente. Poi il sabato successivo Giardino Botanico Carsiana, visita in vigna tra mare e cielo, sabato 12 ottobre ore 9.03, e la settimana dopo due appuntamenti, tutti gli altri li vedete sotto. Uno Pierpaolo Gratton, che è stato direttore dell'ANSA, un grande giornalista e scrittore, per un pugno di terra, Mezzadri e Braccianti nel Basso Friuli orientale del 1954-1933. Dialoga con l'autore Anna Di Gianantonio, molto interessante questo, proprio sulla storia della vita dei contadini nel Basso Friuli. Credo che sia sbagliato la data qui, credo che sia dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento. Poi mi permetto di dire venerdì 18 ottobre 18.03 Sala Consiglio Comunale di Gradisca di Isonzo, un libro di un tizio che si chiama Andrea Bellavite, Gorizia, Nova Gorizia, due città in una, che è tradotto in sloveno con il titolo Gorizia, Nova Gorizia, Povezani Mesti, in cui si trova nell'oggi come con 8 itinerari pari tutto quello che abbiamo ascoltato stasera, compresa una prefazione di Angelo Floramo che mi dà del contrabbandiere. Grazie a tutti.